2008, carissimo, hai vinto un campionato mondiale ed è credo una cosa importante per il tuo peso e per un italiano, e adesso il 15 ti ritroverai ancora a ricombattere per chissà ridiventare campione italiano ancora. Diciamo così, che praticamente io mondiale, sono diventato campione del mondo, l'ho difeso una volta e ho pareggiato e ho mantenuto il titolo, poi sono andato a difendere un'altra volta in casa dell'avversario e c'è stato un verdetto casalingo, ho perso il titolo. E adesso vado a fare il 15 maggio questo titolo ancora a cercare di conquistare il titolo. Con lo stesso di allora? No, perché non ho avuto la rivincita, non mi ha dato la rivincita e quindi ho lasciato il titolo vacante. Ma hai avuto paura? Sincero, secondo te? Secondo me... dilla, secondo me perché... si è cagato addosso. Oh, ha avuto paura, non ti ha concesso... No, ma è giusto così. Perché quindi lui uno che diventa campione dice aspetta, con quello non combacia, è decide diventato anche... campione del mondo, poi ha deciso di fare altre cose e quindi l'ha lasciata vacante, e nel lasciarla vacante l'ha lasciata libera e essendo il numero 2 al mondo faccio col numero 1. Il numero 1 l'ho già incontrato, ci ho fatto pari e quindi sarà un match molto emozionante, molto duro, molto pesante, molto, come dire, drammatico, perché ci daremo un sacco di botte. Mamma mia. Noi faremo un match che quando sarò sul ring saluterò la gente dalle botte che prenderà lui o che prenderò io, faremo ciao, quante ma dai, stai? Cioè vi spaccate di brutto? Sì. Però amici, lo conosci questo? Dopo, sta simpatico? Lui è molto rispetto di me e io... Sì, è un ragazzino per me, quindi è molto forte, è alto come Tore. Ecco perché ti stai allenando con Tore. Sì, ecco, vedi che c'era la... Beh, certo, quando si prepara un incontro bisogna prepararsi con la persona adatta con cui combattere. Lui ha altre caratteristiche, comunque mi va bene perché è alto. Lui va, gira, fa un suo tipo di pugilato, lui ne fa un altro, però va bene lo stesso. E quindi è solo per avvicinarsi al tipo di pugilato, certo, che ha lui. Certo. Intanto notate bene, dovremmo essere piano a 3, giusto? Sì, sta piovendo, lo ricordiamo, siamo all'Asinara, siamo con questo signore che è amico mio, sarà il prossimo, spero, campione del mondo. Guarda qua, fammi lo speriamo, fammi un primo piano così io potrò dire io l'ho intervistato, speriamo veramente. Posso dire una cosa che dico sempre, questa qua è una cosa di routine per scaramanzia, ragazzi. Quando vedrete il mondiale, tutti davanti al televisore, perché dietro non si vede niente. Ma dai! E comunque è un grande piacere anche con Tore e Ritu, che di Porto Torres, ricordiamo, un sardo che ha fatto innamorare della Sardegna anche uno che invece arriva da un'altra parte dell'Italia, che tra l'altro regione bellissima. Beh sì, lui è milanese, milanese, però gliel'avevo detto. Come sei milanese? Non hai detto che eri milanese? Sì, io sono nato e vivo a Milano, però sono di origine calabrese. Ecco, sei di origine calabrese ma vivi a Milano. Stavi dicendo, Tore? Ho detto che sapevo che era una mia mossa strategica, nel momento in cui io ho fatto quasi 25 giorni di ritiro con lui tra le montagne parmensi, in mezzo alla neve, gli ho detto poi ne faremo una settimana al mare, però sappi che quando verrai in Sardegna ci vorrai tornare perché ti porterò nei posti più selvatici. Certo. E infatti è stato così, conoscendo il personaggio so benissimo che lui ritornerà qua a prescindere. Noi poc'anzi parlavamo della differenza per esempio fra te e Tore Ritu. Tore che è molto più alto di te, insomma si può vedere, cioè per un pugile più basso avere uno di fronte più alto che quindi ha un braccio più lungo, sono due caratteristiche diverse. Sì. Lui è un longilineo, io sono un brevilineo. Un brevilineo, praticamente io sono più corto e lui più lungo. Ecco. Se io sto alla sua distanza, quindi sto alla distanza dei suoi bracci e faccio il suo di gioco. Io dico li fai piano 3. Lui ha il braccio lungo, quindi se io sto qua prendo solo botte, però se io sto qua lui come fa a darmi le botte? Quindi io rischio molto di più perché devo avanzare per cercare di non farmi per cercare di non far sì che lui possa portare i suoi colpi, quindi già avanzando prende il suo colpo, poi sono io che devo decidere, devo stare attento a allenarmi a evitarlo quel colpo e poi devo minare e devo sempre cercare di stargli attaccato. Quindi c'è una preparazione tecnica in base anche completamente diversa dalla sua. Lui deve se tu trovi con uno della tua altezza è una scintilla. È una scintilla. Se trovo con lui mi diverto. Ti diverti?
perché appunto avendo le braccia lunghe, no è vero, sembra strano, sembra... Io sono ignorante in pugilato, quindi perché è il suo metodo di pugilato ti porta a scoppiare psicologicamente, cioè se caratterialmente non ci sei, che sei un pugile che non sa soffrire, questo non è magari il mio caso, ti porta a scoppiarti psicologicamente perché il suo tipo di pugilato è asfissiante, mentre magari io più addosso, più esattamente, di contatto. Esattamente. Quindi se non sei preparato fisicamente è sempre una questione di preparazioni fisiche e tecnico-tattiche. Siamo due mondi diversi, lui è il nord e io sono il sud. Però con questo non vuol dire che quando si fa un match il match non sia spettacolare. Certo, e poi comunque il match verrà anche preparato in base anche alle persone con cui... alla persona che c'hai davanti, quindi io se dovessi incontrare uno alto mi devo preparare in base a che incontro, se trovo uno alto come me mi devo preparare in base all'altezza, perché dopo cambia completamente il tipo di pugilato. Se ti trovi uno come Lello... Io avrei difficoltà perché è più piccolo, sì. Con l'operatore? Perché è più piccolo, sì. Ma lui fa il DJ però, Fa niente, che fa il DJ. Lui Faccio il barista, quindi... Allora, noi ci scherziamo. Poi per chiudere in bellezza, ci ho fatto un piccolo combattimento così, giusto per chiudere, vi lascio solo. Il nostro combattimento? No, aspetta, dopo lo facciamo, dai, facciamo, giusto così anche per chiudere in bellezza. Però guarda, mi ha ripreso l'infermeria, Lello, come per dire, stai attento Paul che questi due ti fanno la festa. Adesso noi andiamo a camminare, andiamo a fare una passeggiata. Sì. Se tu dopo vieni, tornando dalla passeggiata, ci alleniamo e potrai riprendere i nostri allenamenti se vuoi. Credo, ragazzi, perdonate, vieni. No, ma siamo dentro. No, siamo dentro. Se siete dentro ci chiamate. Certo. Veniamo. Va bene, però... Noi ti facciamo vedere un nostro pre-match che facciamo sempre, guarda. Vai. Attenzione, vai Lello. Eccola, è l'abbraccio, naturalmente. No. Questo è il bello del nostro sport. Questa è la base di tutto quanto. Il nostro sport non è violenza, il nostro sport è solo intelligenza e rispetto reciproco delle persone che si menano, soffrono, si picchiano, soffrono comunque nell'allenamento, nella vita e poi dopo si scontrano perché comunque questo è lo sport, il pugilato e poi invece siamo fratelli, amici. Bene amici, però qui dobbiamo chiuderla perché sta piovendo in una maniera incredibile e siamo all'Asinara. Vento pazzesco, loro sarebbero dovuti tornare a Porto Torres, invece a quanto pare il traghetto non si muoverà per Porto Torres perché il mare credo sia forza 6, forza 7, adesso non lo so. Che peccato. Dai che sei contento, dai. Sì, Siete contenti, dai? Sì, tutto sommato sì, dai. Allora, domani mattina sveglia alle 7. Alle 7, inizio allenamento alle 7:30, 8 meno un quarto. Rientro dagli allenamenti? A che ora c'è il traghetto? Alle 11? Fai le 10. Quindi 2 ore abbondanti, pesanti di allenamento. Andiamo qua sopra, andiamo su nelle montagne a cercare, a rincorrere qualche cinghiale. Ok, allora ragazzi non voglio spingere troppo perché non voglio farvi male, non vorrei farvi male, però vi saluto. Ciao Tore. Ciao Paul, ci vediamo, grazie mille. Ciao carissimo. Ciao grande, ciao a tutti. Quando volete, insomma, per allenarvi seriamente, non cercatemi. Ciao ragazzi, ciao. A tavola verremo, a dominarci a tavola, a mangiare, a dominarli da tavola.